È stata esposta al Cairo in Egitto, al Teatro dell'Opera, è andata al Museo delle Fontaine a Ginevra, è stata a Milano, Firenze, è stata a Savona, è stata a Pavia, addirittura all'interno di una delle famose pelliccerie dell'era, e poi qua in Sardegna le maggiori piazze, dall'Exma a Cagliari a Palazzo Ducale Sassari. Io sin da bambino ho respirato in casa l'atmosfera dell'Orafo, perché casa bottega era tutt'unica, quindi la mia infanzia la trascorrevo anche con mio padre. Lo vedevo che lavorava, mi dava mansioni da ragazzino, diciamo, giocare col martellino, girare il mantice della manovella mentre si apprestava a fare le fusioni. Io stravedevo per mio padre, la mia infanzia infatti la trascorrevo tra casa e bottega di mio padre. Da quegli anni lontani, l'attività di questa famiglia di abili orafi non conosce sosta. L'estro e la fantasia degli orafi allora aiutano i committenti più poveri. Il modesto vetro, colorato con ossidi, viene trasformato come per magia e la natura diviene protagonista, con chiglie, denti e zanne. Metalli senza valore vengono argentati e chi li riceve li esibisce con la stessa fierezza di chi ostenta costosi gioielli. Dalla bottega dei Rocca, Ispulicadentes, canzones de prata, guttones, aneddos, rosarios, oggetti di devozione, d'ornamento, amuleti nati da un'arte paziente e raffinata, iniziano un viaggio che non si ferma a Gavoi, perché i Rocca sono attesi con trepidazione a Ollolai, Tonara, Desilo, Busacchi, Mamoiada. Avevo quel bisogno di uscire dal mio paese, di fare qualcosa in grande, sono arrivato ad Oristano. Quindi ho iniziato a fare i miei corsi sia di fusione, perché la roba era di richiesta seriale, i corsi di incastonatura. Ho iniziato a frequentare Cagliari, Valenza. Quei gioielli accompagnavano la vita dei nostri progenitori, in particolare delle donne. Ne scandivano l'esistenza, regalando qualche attimo di gioia che tramandavano da una generazione all'altra. Dall'umile opercolo di murice incastonato in argento, Saperda e Sogru, che proteggeva i bambini dal malucchio, ai doni del fidanzamento, del matrimonio, Sosdonos, che ornavano le donne nei giorni di festa. I gioielli d'ornamento troviamo gli orecchini, le collane, spille. Gioielli d'uso sono i ganci, le ganciere, i bottoni. I gioielli scaramantici sono gli amuletti.